visioni a confronto, una laica, istituzionale ed una improntata all'etica e ai concetti di fede e di sostenibilità. In due diverse occasioni abbiamo intervistato, abbiamo messo in qualche modo a confronto due economisti come Giulio Tremonti e suor Alessandra Smerilli. Con loro abbiamo parlato di politica, di economia, di finanza, abbiamo parlato di cambiamenti epocali, ma soprattutto di Europa e di credito cooperativo in prospettiva futura. Viviamo in tempo molto caotico, mettiamola giù così. Se vuoi una battuta elegante, Shakespeare nella prima globalizzazione fa dire ad Amleto "time is out of joint", cioè dire il tempo è uscito ai gangheri. Vogliamo essere più attuali? È come essere sul Titanic, vai al bar, chiedi un whisky con ghiaccio e arriva l'iceberg. Bisogna ascoltare il grido del povero e il grido della terra perché sono lo stesso grido. Oggi si parla tanto di sostenibilità e sostenibilità ambientale. Anche le BCC si stanno avviando su questi temi, ma possono farlo con la ricchezza del comprendere che non si tratta semplicemente di occuparsi di ambiente perché va di moda, ma che occuparsi di ambiente, di clima e occuparsi di poveri è la stessa cosa. Termini tecnici, regole, burocrazia rendono complicati e di difficile comprensione argomenti legati all'economia. Le BCC svolgono in questo contesto un ruolo educativo importante, organizzando incontri per i soci e per il territorio e coinvolgendo ospiti di levatura nazionale ed internazionale per rendere accessibili e talvolta coinvolgenti temi complessi e articolati. Ecco cosa ci hanno detto in due diverse serate il professor Giulio Tremonti, ospite del Credito Trevigiano, e la professoressa suor Alessandra Smerilli, ospite di Valpolicella Benaco Banca. Cosa possono fare le BCC per tutelare la loro diversità oggi? Allora, io credo e ho sentito i recenti dati che secondo me sono molto importanti, tipo che voi siete in almeno 500 comuni italiani l'unico sportello ancora esistente. Per me questo è un primo dato importante, esserci dove gli altri se ne vanno. Come possono valorizzare la loro differenza le banche di credito cooperativo in un'Europa che vigila le piccole banche come fossero grandi attraverso le capogruppo? Tanto la signora Europa, almeno per quanto ci riguarda, ha vigilato molto sui crediti non performing delle banche italiane, ma ha totalmente ignorato i derivati delle banche tedesche, francesi e altro. Devo dire, sono molto più pericolosi, e lo vedremo, i loro derivati che non i nostri crediti non in così buona salute. Dopodiché, se fossero politici intelligenti, dovrebbero capire che non tutto il mondo è uguale. Leggano Leopardi, cioè dire dove c'è la grande dimensione c'è la società per azioni, dove c'è una dimensione diversa, una tradizione, una storia diversa, è giusto che ci siano entità come le BCC. Si può convincere la BCE a trovare un vestito diverso per le banche di credito cooperativo italiano come in passato è stato fatto per altre banche europee? Non so se si può convincere, che bisogna provarci in tutti i modi, ne sono convinta io e ovunque vado e ai vari livelli ne parlo, perché mi sembra importante che si comprenda che cambi lo sguardo che non sia quello della taglia unica, ma sia lo sguardo del favorire la biodiversità, perché come gli ecosistemi sono favoriti dalla biodiversità, anche gli ecosistemi sociali hanno bisogno di forme diverse di impresa. E credo che le BCC siano l'esempio che se non ci fosse questa biodiversità oggi avremo tanti paesi senza sportelli bancari. Di cosa hanno bisogno le BCC in questo momento da questa Europa che cambia e che magari ci dà anche qualche grattacapo? Allora bisogna che abbiamo la consapevolezza che con l'Europa si negozia, con l'Europa ci si confronta. Bisogna avere la competenza, la forza, la consapevolezza, la capacità di negoziare
E cominciamo col dire che per esempio noi non possiamo vivere di un diluvio universale di carte, di regolamentazione come se fossimo Unicredito o Banca Intesa. Noi siamo banca di credito cooperativo. Trattare banche come le nostre con un profluvio continuo di regolamentazione significa appesantire di costi che poi alla fine diventano veramente rischiosi. Cosa vi aspettate dai soci, dai clienti e dalle persone che stasera sono qui per ascoltare parlare di economia ma anche di sociale? Questo modo di affrontare il tema economico, questa crisi che c'è in giro, che si sente, questa incertezza che c'è anche nella politica, crea indubbiamente una certa sfiducia verso il futuro. Ecco, noi vorremmo attraverso questa serata ridare un po' di fiducia verso il futuro, ridare la speranza, ecco, perché se manca anche la speranza siamo messi male davvero. Qual è l'Europa che lei ipotizza e che lei sogna? Guardi, i bar sono luoghi democratici molto importanti. Se vai al bar, entri e dici ci vuole più Europa, ti guardano strano. Dice ci vuole più unione bancaria, ti mandano via calci. Se vai a dire ci vuole più difesa comune, più esercito, più intelligence, magari ti pagano da bere. Ecco, l'Europa deve tornare ai valori fondativi, fondamentali, alle cose che i popoli capiscono e di cui sentono il bisogno. Io credo che ci sia bisogno di avere una difesa comune europea, non c'è bisogno degli algoritmi dei finanzieri di Bruxelles.